Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock it two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Buongiorno a tutti e un grazie ai nostri relatori. Alessandro Agostinetti, direzione lavoro della Regione Veneto, Paola Antonicelli, dirigente del mercato del lavoro della Regione Lombardia, e Agostinio Petrangeli invece responsabile della direzione progetti ANPAL Servizi. All'interno di questa 31esima edizione del Job Orienta, una delle più importanti fiere italiana dedicata all'orientamento, alla formazione e anche al lavoro, noi oggi affronteremo l'argomento programma GOL, un po' per vedere lo stato dell'arte. Il titolo di questa edizione è di job con le sue 3A e accogliere, accompagnare, apprendere mette in evidenza alcuni aspetti importanti di chi si occupa di politica attiva, ma anticipa anche alcuni argomenti che andremo ad affrontare oggi. Allora, io inizierei a chiedere, GOL si pone un obiettivo di attuare una riforma sulle politiche attive del lavoro, cercando di potenziare i sistemi regionali, cercando anche di omogenizzare le prestazioni. Ora, alla fine di questo primo anno, possiamo dire che il programma è riuscito a raggiungere questo risultato, è servito a questo? Quali sono poi gli obiettivi che vi siete posti in questa prima tranche, in questa prima fase? Quali sono invece gli obiettivi che vi ponete, quelli che sono gli obiettivi a attendere, e anche un piccolo riscontro su quelli che sono i primi risultati delle vostre regioni. Facendo anche una piccola premessa, è un programma nuovo e ogni avvio presenta ovviamente anche un periodo di adattamento, di transizione e quindi eventuali soluzioni correttive da attuare per arrivare anche a una maggior qualità da parte di tutti. Dottoressa. Allora, innanzitutto No, può posizionare. bene. Buongiorno a tutti. Allora, parlo come appunto Regione Lombardia. Per Regione Lombardia sicuramente il programma GOL come dire, ha rappresentato e rappresenta tuttora un punto di innovazione importante. Ma innanzitutto perché a partire dal modello di programmazione che si porta dietro, che è completamente nuovo, cioè è un programma di risultati e non un programma di spesa, che quindi dà alle regioni degli obiettivi prima di tutto in termini di risultati. Questo per noi è stata una novità che ha rappresentato una sfida, ma innanzitutto diciamo nel come impostare il rapporto con le altre regioni e con ANPAL, con il Ministero. Cioè, mi spiego, ha innestato diciamo un modello di programmazione partecipato che ha visto le regioni lavorare insieme per definire non tanto solo degli standard comuni, ma per definire un modello che è in grado di garantire un contenuto delle prestazioni uniforme sul territorio nazionale, ma al tempo stesso abbastanza flessibile da consentire a ciascuna regione di
di applicarlo secondo il proprio modello, secondo diciamo delle strategie per poter raggiungere appunto dei risultati in tempi brevi, nei tempi richiesti. E questo ha portato diciamo, a un dialogo competitivo virtuoso tra le regioni, per cui le regioni hanno cominciato anche a mettersi in discussione per capire quali potevano essere i modelli più efficaci, no? Quindi per noi questo è stato diciamo, il primo valore aggiunto di innovazione del programma GOL, che Regione Lombardia ha cercato di attuarlo ovviamente subito, no? Andando a rappresentato una sfida perché ha richiesto innanzitutto di rivalutare il ruolo dei centri per l'impiego, di impostare le politiche attive secondo un processo di digitalizzazione dei processi che prima non c'era, quindi digitalizzare tutti i processi delle politiche attive, questo per diciamo, facilitare l'accesso ai servizi, ma anche per consentire ai centri per l'impiego di lavorare, no? Di raggiungere degli obiettivi secondo degli standard richiesti. Ha richiesto di aprire il sistema dei servizi anche a dei soggetti diversi dagli operatori al lavoro e ai centri per l'impiego, quindi cominciare a pensare a una rete integrata con i servizi sociali, con i servizi territoriali e a coinvolgere il partenariato sociale, quindi ha alzato il livello della sfida rispetto a tutto il modello delle politiche attive. Dopo magari entriamo nel dettaglio delle questioni. Magari in sintesi a che punto siamo? Certo. No? Allora, noi siamo saliti su un treno in corsa e in ritardo, tutte le regioni, perché il primo anno, no, di attuazione è stato, ha scontato diciamo, un dato di fatto, il fatto che gli obiettivi sono stati fissati sostanzialmente col decreto interministeriale nel novembre del 2021. Le condizioni minime per poter partire formalmente, grazie appunto alla delibera dell'ANPAL, sono state del maggio 2022. La Regione Lombardia è partita a giugno del 2022, no? Quindi subito dopo, no? Ma perché? Perché era già attrezzata, ma è partita con l'obiettivo di raggiungere in 6 mesi gli obiettivi di un anno. Questo noi abbiamo cercato di farlo innanzitutto facendo leva su un modello che era già predisposto, no? Usando quelle leve del modello regionale che ci potevano garantire di avviare, no? di poter contare diciamo, su un sistema funzionante. Quindi usando questi elementi diciamo, del modello regionale, un sistema aperto pubblico e privato dove gli operatori e i centri per l'impiego costituiscono ambedue porte d'ingresso per le persone disoccupate, quindi un sistema che è sancito dalla legge 22, quindi dalla legge regionale, che consente anche agli operatori accreditati di fare la prima presa in carico, fare il patto di servizio e quindi consente di moltiplicare, no, la capacità di presa in carico. In secondo luogo il sistema dotale, quindi il fatto che ogni persona può avere un pacchetto di risorse da spendere presso la rete degli operatori accreditati o presso i centri per l'impiego e il modello gestionale, quello che già avevamo utilizzato, quello della dote unica lavoro, no? Quindi Regione Lombardia ha dotato un unico avviso, un'unica misura che attraverso la quale la persona, no, accedendo a questa misura riesce ad avere diciamo, la definizione di un percorso personalizzato. Dentro al percorso ci stanno tutti i servizi, quindi il servizio di orientamento, il servizio di formazione, quindi un unico avviso, un'unica misura che serve diciamo, per poter finanziare diciamo, tutte le fasi del processo.
A che punto siamo? Allora, ad oggi Regione Lombardia ha preso in carico 76.000 persone rispetto all'obiettivo che aveva per il 2022 di 69.060, no? Quindi dal punto di vista della presa in carico, quindi della capacità di attrarre persone dentro al programma GOL, possiamo dire che Regione Lombardia sta raggiungendo l'obiettivo fissato, proprio grazie al fatto che appunto ha messo a disposizione un meccanismo che già sostanzialmente funzionava. Di queste però, di queste persone, diciamo che il 10% sono state prese in carico dagli operatori privati accreditati e il 90% dai centri per l'impiego. Volendo fare, diciamo, subito un'analisi, no, dei risultati sulla base dei grossi numeri, vediamo però che come dire, il 50% delle persone che sono state prese in carico sono state assegnate al percorso 1, cioè al percorso percorso 1 è il percorso. Allora, a monte di tutto, diciamo che magari adesso lascio la parola al collega, magari gli aspetti di dettaglio li riprendiamo dopo, perché sennò entro troppo nei particolari. Se dobbiamo dire in sintesi quali sono i risultati, allora rispetto alla presa in carico c'è una buona, appunto un risultato su cui ci possiamo dire soddisfatti. Rispetto alla capacità del sistema di accompagnare, cioè di attivare i percorsi e di quindi portare le persone al risultato occupazionale, stiamo ancora lavorando, perché abbiamo un 13% delle persone di questi 76.000 che hanno già attivato il percorso, e quindi sono già, diciamo, hanno già scelto il percorso formativo e sono già avviati. Ci sono dei motivi, no? Stiamo analizzando i motivi di questa difficoltà, no? A raggiungere, diciamo, appieno gli obiettivi entro il 2022. Noi contiamo di arrivarci, perché abbiamo scaldato i motori e gli operatori ci stanno venendo dietro. Allora, sicuramente i motivi fondamentali stanno nel fatto che gli operatori accreditati hanno bisogno di un tempo per programmare i servizi, no? Di fronte a una platea di persone completamente nuova, perché il 30% delle persone è rappresentato da percettori di ammortizzatore sociale, percettori di NASPI, percettori di reddito di cittadinanza, che sono stati chiamati dai centri per l'impiego e quindi sono stati inseriti nel programma GOL, non perché sono motivati personalmente nella ricerca del lavoro, no? Ma sono stati quasi presi per i capelli, no? Ecco, quindi c'è da una parte l'esigenza di analizzare una platea grossa di persone disoccupate, nuova e che non è di suo motivata a entrare nelle politiche attive. E dall'altro c'è l'esigenza di rafforzare il modello di raccordo tra centri per l'impiego e operatori accreditati, perché il 90% di queste persone sono state prese in carico dai centri per l'impiego. Bene, magari. Allora, buongiorno a tutti, ai colleghi presenti in sala e anche alle persone che sono collegate. Allora, cercherò di andare anche un po' per differenza rispetto alla Regione Lombardia, nel senso che su molte cose ovviamente avrei potuto dire, posso citare le parole della collega, perché stiamo parlando di realtà simili e di un programma che è questo qui. Però mi sento di voler contestualizzare un po' la cosa, no? Nel senso, rispetto a cosa noi possiamo dire a che punto siamo, vorrei richiamare ancora un po' alla nostra attenzione il senso del programma GOL contestualizzato nel PNRR. Cioè, all'Italia, sono stati dati alcuni obiettivi rispetto a delle situazioni, diciamo così, italiane, diciamo così, e poi declinate diversamente nelle regioni, di qualcosa che si voleva
come dire, modificare, appunto riformare, no? Allora, io ne dico molto semplicemente che sono il rapporto tra il lavoro e la formazione, no? Quindi questo è un grande programma anche di formazione, e poi vedremo secondo me qual è una criticità forte invece che stiamo riscontrando rispetto a questo. Il fatto di dare centralità e valore al servizio per il lavoro pubblico, no? E questi sono i due cardini a mio avviso più importanti, e poi sicuramente l'innovazione, diciamo, tecnica, ma non è solo tecnica, del fatto che è un programma per target, avanzamento fisico e non avanzamento finanziario come siamo abituati a fare. Però su questo devo dire che in fondo non è stato poi così difficile, ecco, dico, abituarci a questa idea. Allora, dove siamo? Come ci posizioniamo? Secondo me ci posizioniamo che questo è un grandissimo cantiere aperto. Secondo me questo è il primo anno, io lo chiamerei di sperimentazione, no? Bisogna dare atto che su questo le istituzioni nazionali, mi riferisco sia al Ministero del Lavoro che all'ANPAL, ci hanno messo l'anima, e se siamo qui è perché grazie all'impegno che hanno profuso tutte le amministrazioni interessate. Ovviamente lo do per scontato, no? L'impegno, il ruolo che le regioni e il valore che hanno dato le regioni a questo rapporto di coprogettazione, come diceva la collega, di coprogrammazione e coprogettazione, ma sicuramente se siamo qui è perché le istituzioni nazionali, e ovviamente poi c'è il collega di ANPAL Servizi che rappresenta qui il livello nazionale, si sono impegnati a fondo su questa sfida. PNR ci chiamava, no, a questo. PNR aveva la tagliola del dire blocchiamo l'Italia, ci siamo detti questo a un certo punto, se non facciamo queste cose qua. E queste cose qua le abbiamo fatte, però in realtà il programma GOL operativamente è partito a metà anno. Quindi in realtà non si può dire che è un anno, cioè un anno che c'è il programma, Certo. e ce lo siamo detti perché era una milestone fare il programma, però dopo i PAR li abbiamo fatti nel primo semestre e poi abbiamo scaldato i motori, abbiamo messo a punto tutti gli strumenti tecnici, poi entriamo in qualche rivolo e poi siamo riusciti a fare gli avvisi, e poi adesso stiamo iniziando a profilare le persone, e la parte dell'erogazione vera delle prestazioni è appena iniziata di fatto. Quindi dove siamo? Non siamo tanto diversi dalla Lombardia, anche noi abbiamo profilato molte persone, ma, e come per la Lombardia posso dire, abbiamo adattato, diciamo così, i nostri modelli al programma nazionale, perché come tutti i programmi nazionali, so che il dottor Tangora non ama che si chiami programma, la riforma, adattare comunque alla riforma i nostri modelli richiede uno sforzo. I vincoli ci sono, e i vincoli sono soprattutto nel dettaglio, no? Non nella sostanza dove siamo tutti d'accordo, ma i vincoli sono nei dettagli, sono nelle unità di costo standard, sono negli strumenti informatici, sono nel dialogo fra i sistemi informativi locali e il sistema informativo nazionale. Quindi in tutto questo voi potete immaginare un grande lavoro, e il tempo tecnico che ci vuole non sempre viene ovviamente accettato bene dal territorio, che ha bisogno invece di avere risposte chiare subito. Cioè le persone che hanno bisogno di andare a lavorare hanno bisogno di andare a lavorare subito. Quindi io direi che una valutazione per dire dove siamo, io non mi sento di darla in questo momento. La valutazione è positiva, nel senso che secondo me la riforma è partita e darà sicuramente i suoi frutti. Allora, per chi c'era, io me lo ricordo, nel 2009 c'è stata la crisi, no? La crisi finanziaria, la crisi poi è diventata una crisi economica mondiale, e in Italia siamo intervenuti pesantemente con i fondi strutturali sulla cassa integrazione, no? Fu la prima grandissima esperienza costretti a coniugare le politiche passive con le politiche attive. Sembrava la più grande nemesi del mondo, sì, è rivelata secondo me la più grande fortuna del mondo, perché i sistemi si sono abituati. Quindi diciamo che io la vedo un po' così, cioè al momento ci sembra che siano tante le difficoltà, perché ci sono, e che i vantaggi non ci siano. In realtà qui avremo dei vantaggi di sistema, e sono un dialogo secondo me ancora più stretto, perché in tutti i nostri sistemi, almeno quello della Lombardia e quello del Veneto, c'è già il principio sancito per legge della cooperazione pubblico-privato, no? Noi non abbiamo l'accesso diretto ai servizi privati accreditati come in Lombardia, però la situazione è molto simile per molti aspetti, è diversa per altri, ma per molti è simile.
Quindi noi ce l'abbiamo già nel DNA la collaborazione e la cooperazione. Noi abbiamo un dialogo costante, anche informale, col territorio, con i sistemi formativi e con i sistemi per il lavoro. Però qui c'è un qualcosa di nuovo. Io l'ho detto spesso nei convegni e da 2 anni che lo dico. Attenzione, stiamo rafforzando i centri per l'impiego. Il sistema privato accreditato si dovrà riposizionare per forza, perché i centri per l'impiego, se hanno una capacità di operare diversa, costringono il sistema a riposizionarsi. Quindi cito qui il nostro direttore, è un po' come se il centro per l'impiego fosse il medico di base e quindi dobbiamo riqualificare ancor più l'offerta dei servizi nel sistema privato accreditato, non tanto della formazione ma proprio dei servizi per il lavoro, per capire effettivamente qual è il nuovo ruolo. Ecco, il GOL e la riforma secondo me ci dà il contesto, il contenitore dove fare la sperimentazione di questo riposizionamento che per me è una conseguenza della grande riforma del rafforzamento dei centri per l'impiego. Questo per dare un po', come dire, quindi mi sposo tutto quello che ha detto la dottoressa Tonicelli, nel senso che va bene e si riflette su di noi. Mi sentirei di dire che siamo per strada, ecco, e vedo la luce in fondo al tunnel, è faticoso, abbiamo delle difficoltà anche tecniche. Ecco, la principale che vedo per il sistema nostro, ne parleremo penso anche il 1° dicembre nel comitato direttivo del GOL, che è l'espressione di questo rapporto di collaborazione, è sulla profilazione qualitativa, che è sicuramente una grande innovazione, no? La quantitativa ce l'avevamo già, però sicuramente i risultati che ci sta dando non sono quelli che ci aspettavamo. Noi abbiamo 3.000 persone da fare reskilling nel PAR, in questo momento ne abbiamo profilate, abbiamo quasi raggiunto il nostro target, ne abbiamo profilate meno di 500 nel percorso 3. Allora è chiaro che siamo un po' condizionati dal fatto che abbiamo fatto soprattutto il flusso della NASPI. Ecco, questo è un altro problema di questo programma, no? Cioè ti dice, devi fare prima di tutto quelli che sono in NASPI e quelli che sono in reddito, però allo stesso tempo devi prenderti in carico tutti gli altri che normalmente, soprattutto quelli delle politiche dell'inclusione, non hanno la NASPI e potrebbero avere il reddito, potrebbero anche non averlo. Quindi diciamo che ci sono, ma magari dopo entriamo nel dettaglio. Mi fermo qua per dare spazio anche al collega. Anticipa. Sì, allora intanto saluto anch'io tutti i presenti e tutte le persone che ci ascoltano a distanza. Come è stato detto, sono Agostino Petrangeli, lavoro per Ampal Servizi. Ampal Servizi nell'ambito appunto del processo di riforma di GOL è la struttura che supporta Ampal appunto nello sviluppo, nell'attuazione di questo programma e diciamo, con le sue articolazioni territoriali e collabora su alcuni aspetti con tutte le regioni italiane proprio per lo sviluppo dell'intervento, soprattutto in relazione anche al rapporto, all'affiancamento che può essere dato a tutti i vari attori che sono interessati. A me, devo dire, rispetto a quello che ho sentito finora, piace molto il pensare che siamo insieme, stiamo conducendo dei lavori su un cantiere aperto. Il fattore tempo è un fattore importante perché abbiamo tempo e risorse per poter cercare di migliorare i nostri servizi, quindi non è un progetto, come magari spesso è accaduto, troppo limitato. Abbiamo lo spazio per programmare e per cercare appunto di veramente dare un miglioramento notevole a quello che è il nostro sistema di servizi e delle politiche attive. La cosa che mi sembra importante è che questa conduzione condivisa del cantiere viene fatta valorizzando il contributo di ognuno, quindi Ampal fa la sua parte, ma la sua parte è complementare alla valorizzazione dei sistemi regionali, quindi le proposte, gli interventi, gli standard che vengono definiti insieme su GOL devono servire ai vari
vari territori a sviluppare ciò che già esiste, a migliorare, a valorizzare e quindi a crescere come sistema nazionale, però puntando sulle specificità e sulle caratteristiche che esistono a livello territoriale. Su alcuni aspetti ANPAL e Regioni hanno condiviso un percorso comune, e quello che diceva il dottor Agostinetti è uno dei temi, un tema importante sul quale forse vale la pena soffermarsi e riflettere un po'. E questo tema della profilazione qualitativa che si aggiunge alla quantitativa, che tutta insieme forma quella fase del percorso che è l'assessment, che è fondamentale per definire tra gli operatori e i beneficiari quale può essere il percorso personalizzato che queste persone devono seguire. Quindi un tema importantissimo, anche perché poi indirizza tutto il proseguio dei servizi, delle misure che verranno, diciamo, offerte, che verranno erogate alle persone. Quindi partendo da quello che abbiamo detto, mi piacerebbe sapere appunto dalla Lombardia e dal Veneto come diciamo, hanno affrontato in questa prima fase, visto che effettivamente l'assessment è un obiettivo di questa prima fase, è uno strumento utilizzato in questa prima fase, come hanno affrontato questo percorso, quali sono state le difficoltà, il dottor Agostinetti le ha già in qualche modo messe in evidenza, per cercare di capire anche come, da quello che stiamo facendo, come è possibile migliorare. Essendo un cantiere, io ritengo che su qualunque cosa in maniera condivisa, se ci accorgiamo che può funzionare meglio, è nostro dovere diciamo, impegnarsi. Ecco, quindi, ma io se posso dire, allora questo è uno degli aspetti più, diciamo, sperimentali e innovativi del modello di GOL, quello di aver introdotto un sistema di definizione del bisogno della persona che supera di modelli meccanicistici, no? Che caratterizzavano per esempio Garanzia Giovani, ma sono quelli che aveva usato anche Regione Lombardia fino a poco tempo prima, no? Quindi dei modelli di definizione del bisogno che si basavano sulla lettura quasi automatica, diciamo così, di dati oggettivi ma comunque dati della storia della persona, dati relativi attinti dai sistemi informativi, no? Quindi la distanza dal mercato del lavoro, il titolo di studio, l'età, no? Questi fattori, quelli che determinavano la fascia di fabbisogno della persona, no? Quindi il fatto di essere passati ad un sistema invece dove è un colloquio fatto dall'orientatore sulla base di un modello di assessment, quindi di un questionario ragionato e condiviso, no? Come standard a livello nazionale, questo è uno degli elementi che secondo noi appunto consentono al sistema di fare un forte salto di qualità. La Regione Lombardia infatti l'ha adottato, ha scelto di adottarlo come modello per tutte le altre politiche, non soltanto per GOL, anche per quelle finanziate con altre risorse, anche col Fondo Sociale Europeo per esempio, no? E ha costruito, diciamo, il modello di assessment sulla base dello standard definito a livello nazionale sul proprio sistema informativo, no? Dicevo poi è sperimentale e si rivela sperimentale per gli effetti che sta generando su questa prima platea a cui viene sottoposto, no? Che è quella dei primi 6 mesi di applicazione, perché noi vediamo che solo il 5% delle persone profilate con questa metodologia è assegnato al cluster 4, cioè che è quello dei bisogni complessi, mentre il 50% viene assegnato al cluster 1, che è quello delle persone work ready, cioè già pronte per lavorare, no? In realtà gli orientatori ci dicono che in molti casi il sistema non riesce a leggere il bisogno reale della persona, per cui noi ci troviamo di fronte a un paradosso, ad avere tante persone nella fascia 2 e 3, che sono quelle del reskilling, upskilling, quindi quelle che richiedono formazione, ma il paradosso qual è? Che abbiamo tante persone che devono fare formazione, perché essendo profilate in quei cluster il modello si attende che vengano immesse nei percorsi di formazione, ma tra questi ci sono quelli che
magari non vogliono fare formazione perché non possono, hanno altre aspettative, hanno altri obiettivi, no? E paradossalmente invece ci sono tante persone che vengono profilate nel cluster 1 e quindi teoricamente sono pronti per lavorare, per i quali non possiamo prevedere la formazione finanziata in GOL perché appunto il sistema no? E che invece avrebbero bisogno di fare formazione, no? Questo è uno dei motivi che cercavo di dire prima, per cui gli operatori stanno facendo anche fatica un po' a programmare l'offerta formativa su una platea così spuria, no? E così processata in modo così non appropriato, no? Diciamocelo. Del resto anche il fatto di non riuscire a perimetrare in modo corretto, no? Le persone con bisogni complessi, quelli del cluster 4, ci crea delle difficoltà, perché uno degli obiettivi di GOL per cui Regione Lombardia ha raccolto la sfida e che sono diciamo tra gli obiettivi per cui vorremmo far crescere il sistema è quello proprio di favorire l'integrazione dei servizi al lavoro con il terzo settore, in particolare con i servizi sociali, per poter affrontare in modo multidisciplinare, no? Problematiche complesse, no? Solo che le persone ci scappano, no? Quindi c'è veramente bisogno di innanzitutto, c'è tutto un lavoro che stiamo facendo per costruire la rete dei servizi e quello è compito nostro e magari dopo ne parliamo. Però il sistema di profilazione, il sistema di assessment è fondamentale che funzioni in modo corretto, quindi questo sarà una delle prime cose che chiederemo al tavolo dei direttori, al tavolo di ANPAL, al comitato direttivo, quello di rendere più flessibile il sistema di assessment. Ma magari mi fermo qua su questo punto, se vuole dire qualcosa anche il collega. Sì, allora, anche qui come prima sposo no, nella sostanza l'intervento, ma magari aggiungo qualche dettaglio del Veneto. Allora, sicuramente anche per noi la profilazione qualitativa è un passo avanti importante, tanto è vero che abbiamo investito siamo partiti un po' più tardi rispetto ad alcuni processi perché abbiamo voluto sostanzialmente modificare il sistema informativo locale per mettere in mano agli operatori di ICP uno strumento che consentisse loro di condurre il colloquio secondo le tecniche migliori di conduzione dei colloqui e avendo su questo fatto anche una formazione specifica. Dopodiché il sistema informativo trasferisce le informazioni dentro al questionario che è stato approvato senza che il questionario venga neanche visto né dall'operatore né dalla persona ovviamente. Quindi è un sistema raffinato. E abbiamo visto che per fare uno di questi colloqui ci vuole un'ora, quindi questo è un po' il dato di fatto e si è già deciso che sarà il sistema standard di colloquio per tutti gli utenti dei centri per l'impiego. Questo è un grandissimo già risultato. Allora, il problema è cosa sputa fuori il sistema. Voi sapete, per chi è addetto ai lavori, che ci sono 3 punti che ballano, sono quelli optional. Noi li abbiamo usati con molta parsimonia all'inizio proprio perché si stava mettendo a punto il sistema informativo e l'algoritmo di calcolo. Dopodiché è stato iniziato a utilizzare questa cosa e abbiamo visto con delle analisi statistiche che questo poteva spostare dall'1 al 2, dal 2 al 3 effettivamente usando, ecco, non è ancora probabilmente sufficiente. Allora io quello che riterrei di proporre, di chiedere con forza è un immediato intervento tampone, voglio dire diamo un maggiore spazio su questo, no? Perché è vero quello che dice la collega, c'è chi ha bisogno di formazione è in 1 e c'è chi non può fare formazione e magari è in 3, allora lì bisogna capire come fare perché lì bisogna dare la possibilità magari con dei tetti percentuali agli operatori di forzare il sistema, magari mettiamo il 3%, il 5% della platea, troviamo quindi direi punti in più, magari 6, e poi forse una possibilità di forzare il sistema entro un certo range, così l'operatore del centro dice ma sì, uno è in ASPI da poco ma è uscito da un settore morto, ha bisogno di riqualificazione, cioè è uscito dal tessile,
vabbè, è work ready in astratto, ma in realtà bisogna fare reskilling. Questo come facciamo? Se abbiamo una valvola che dice per il 3%, per il 5% posso prenderlo, metterlo in 3 anche se è uscito 1, e l'operatore del CPI si prende questa responsabilità, perché un operatore pubblico ha questa funzione, sta facendo un colloquio lì con la persona un'ora, alla fine di quest'ora può decidere, beh, io sai che ti dico, sei uscito 1 ma ti metto in 3 e posso farlo entro alcuni limiti, alcune condizioni, no? Ecco, penso che questa sia la proposta. Quali sono i nostri numeri? In questo momento, sono dati di qualche giorno fa, ma comunque danno l'idea. 64% in 1, 30% in 2, 1,85% in 3 e 3% in 4. Ecco, giusto l'ultima battuta, come ci siamo organizzati per il percorso 4? Abbiamo ripreso una nostra esperienza di territorio di rete e abbiamo fatto l'avviso, sostanzialmente va a creare per ogni provincia un partenariato territoriale allargato appunto con terzo settore, servizi sociali dei comuni eccetera, riprendendo ovviamente quello che il PAR chiedeva di fare, cioè di fare questa rete territoriale, e le persone poi vengono appunto affidate a questo partenariato dopo che sono state assegnate al cluster ovviamente 4 dal Centro per l'Impiego. Quindi la rete, diciamo così, poi ogni modello chiaramente dà la sua risposta a come costruire la rete. Noi abbiamo questo modello, diciamo, che nell'FSL abbiamo sperimentato ormai da 10 anni, per cui l'abbiamo riproposto nel GOL tal quale, ovviamente adattandolo alle regole del programma nazionale. Scusa Marta, dico una cosa che mi ha suscitato l'intervento. E ora vedremo come si potrà fare, no, dal punto di vista tecnico, anche diciamo di decisioni che vanno prese, però è evidente che se noi andiamo verso la personalizzazione dei percorsi non possiamo essere completamente, diciamo, schiavi tra virgolette di quello che poi esce fuori da un sistema che è un sistema che, diciamo, si basa su algoritmi seppur diciamo ben studiati. Quindi credo che il ruolo dell'operatore che poi si trova davanti diciamo la persona sia fondamentale proprio nella personalizzazione. Allora, se il tema della personalizzazione, di trovare il percorso giusto per la singola persona, è uno dei temi fondanti di questo nostro intervento, è chiaro che tutte le proposte che favoriscono questo processo devono essere prese in considerazione, quindi lo vedremo nei prossimi incontri, però anche ovviamente sulla base di quelli che sono appunto i primi risultati e i primi pregi e difetti che voi riscontrate nel sistema. Grazie. Si è accennato alla diverse tipologie di destinatari e che il programma GOL prevede, e in particolare questo primo coinvolgimento di persone che possono essere soggette a condizionalità, quindi a difficoltà anche di essere motivate, di lontane dal lavoro da molto tempo. Quindi il primo passaggio importante con loro è proprio quello di far aumentare una maggior coscienza di sé per riuscire poi ad arrivare al risultato che è l'inserimento nel mondo del lavoro. Per riuscire ad arrivare a questo obiettivo finale molto spesso può essere anche necessario un intervento multidisciplinare, quindi mi chiedo se questo in qualche modo è stato pensato, previsto, e allo stesso tempo un riscontro anche, vi chiedo, sulla condizionalità che in alcuni casi gli operatori si sono scontrati con qualche criticità e difficoltà. Ecco, quindi riprendo un po' alcune riflessioni che aveva fatto. No, ma io dico, sul tema della condizionalità, certo che gli operatori si sono incontrati con delle difficoltà, perché si sono trovati ad essere corresponsabili di processi quasi amministrativi, no? Cioè, che ha sempre gestito il Centro per l'Impiego, no? Adesso dobbiamo chiedere agli operatori accreditati che prendono in carico le persone per i percorsi, no? Di collaborare nel sostenere, no? delle persone che sono tenute a fare le politiche attive, anche quando magari appunto non spontaneamente di loro non farebbero, no, quel percorso lì, ma se ne starebbero sul divano oppure. Quindi
Allora, secondo questo, adesso dico anche un po' un parere un po' personale, no? È l'impianto stesso, il paradigma delle politiche passive che genera una difficoltà, perché il paradigma è che le persone prima accedono a un beneficio economico e poi sono tenute alla condizionalità, per cui i centri per l'impiego e tutto il sistema degli operatori, no, si trova a doverli rincorrere, no, per poterli portare dentro al sistema delle politiche attive, e quindi a investire energie, no, considerevoli per attività che sono che noi diciamo amministrative, no? Per poter tracciare il fatto che li hanno convocati, il fatto che se hanno rispettato o no i tempi di presentazione, eccetera, se cioè li devono convocare una volta al mese, per esempio, no? Dopodiché, siccome appunto si avvalgono anche degli operatori accreditati per fare questo lavoro, investono anche gli operatori di questi oneri, no? Quando in realtà le energie delle persone che noi abbiamo formato, sia a livello di centri per l'impiego che a livello di accreditati, che stiamo formando per fare servizi al lavoro, quindi li stiamo formando come orientatori, con una capacità di analizzare il bisogno della persona, no? Cioè il fatto di usare le energie, no, del sistema per queste attività è di per sé uno spreco, diciamo, no? Cioè, come dire, sarebbe molto meglio che l'ammortizzatore, no, scattasse nella misura in cui la persona si attiva. La persona si attiva e quindi ti do l'ammortizzatore, no? Dopodiché comunque rimane una difficoltà, no? Quella di dover poi tenere traccia di tutto, perché è pur giusto che una persona che prende un ammortizzatore poi si impegni seriamente. Allora, noi su questo siccome l'impianto logico appunto è quello lì, no? E dobbiamo stare dentro a quello, Regione Lombardia sta cercando di digitalizzare totalmente i processi per poter sgravare, no, gli operatori da l'onere di fare attività puramente amministrativa, cioè mandare raccomandate piuttosto che fare telefonate per verificare come mai la persona non si è presentata, eccetera. Quindi digitalizzare i processi in modo che tutte le attività, anche a livello dell'operatore, siano tracciate, quindi le assenze siano tracciate dal sistema e il centro per l'impiego riesca a, come dire, attraverso delle estrazioni massive capire subito quali sono le persone che non si stanno attivando, no? Quali sono le persone che registrano un certo numero di assenze entro al mese, no? Quindi stiamo cercando di informatizzare per sgravare gli operatori. Questo è un punto. L'altro aspetto riguarda, come lei diceva, l'esigenza di interventi multidisciplinari. Cioè, è chiaro che siamo di fronte a persone che hanno bisogno non soltanto, cioè hanno bisogno anche di altri interventi, no? Non soltanto quello. Ma qui però non si tratta soltanto di persone che percepiscono un ammortizzatore, si tratta di tutte le persone che hanno bisogno di essere aiutate a trovare un lavoro, no? E che magari sono lontane dai servizi da tanto tempo, no? Quindi allora per far questo Regione Lombardia sta come dire, facendo in questo momento un nuovo patto con gli operatori, cioè quello di chiedere agli operatori di candidarsi per trattare in modo specifico le persone fragili, le persone con bisogni complessi, e mettere a disposizione del centro per l'impiego delle quote di presa in carico di queste persone, dichiarando anche qual è la rete dei servizi della quale si avvalgono, no? Quindi chiediamo agli stessi operatori di far emergere una disponibilità di servizi qualificati per persone che hanno bisogni complessi, sia che siano percettori sia che non siano percettori, no? Okay? Ecco,
su questo, allora, adesso giusto perché per chiudere, rispetto a quello che diciamo è un passo di evoluzione significativo per Regione Lombardia, il nuovo patto che stiamo facendo con gli operatori implica che il passaggio, diciamo, da un sistema di tipo concorrenziale puro tra operatore privato accreditato e centro per l'impiego, no? Dove alla fine i flussi di utenza si muovono liberamente e ciascun operatore alla fine prende in carico le persone che gli si presentano spontaneamente, a un sistema dove l'operatore privato accreditato è corresponsabile degli obiettivi del centro per l'impiego e quindi è finanziato anche per servizi di presa in carico, eccetera, eccetera, però si deve impegnare a delle quote precise, no, di presa in carico di persone che il centro per l'impiego gli manda e gliele manda perché lui si impegna rispetto a una tipologia di servizi specifici, no? Quindi stiamo cercando di qualificare la rete degli operatori. Ecco, questo è il modello verso cui ci stiamo avvicinando per rispondere a questo problema. Chiudo qua. Grazie. Allora, sempre per integrare, per non dire delle stesse cose. Allora, innanzitutto è ovvio che la condizionalità è un problema italiano, no? Nel senso che per chi segue da tanti anni come me sa quanto la condizionalità è un'idea astratta che è sempre esistita nel nostro ordinamento, ma non è stata mai veramente praticata, no? Per motivi culturali. Sì. Quindi è un problema culturale. Oggi il GOL e il PNRR ci pongono di fronte all'esigenza di cambiare passo, no? Perché ci dice sostanzialmente il programma: attenzione, nel 2025 la Commissione verrà a vedere se tu hai attivato tutti quelli che hanno dei benefici. Due grandi categorie nel nostro caso sono da una parte i beneficiari della NASPI e dall'altra i beneficiari del reddito di cittadinanza in questo momento, no? Due platee molto diverse. Allora, intanto parliamo della NASPI, persone che hanno appena perso il lavoro normalmente, quindi persone abbastanza vicine al mercato del lavoro, fermo restando tutto quello che abbiamo detto prima, potrebbero aver bisogno comunque di reskilling. Persone però non abituate a fare niente, per cui non è mai stato offerto niente e che oggi si trovano di fronte al centro per l'impiego e poi all'operatore privato accreditato che gli ricorda che se non fanno queste cose avranno delle conseguenze fino a perdere anche l'ammortizzatore. Questo è una cosa che non si cambia in un giorno, ci vorrà del tempo, no? Ecco. È chiaro che la proposta della collega è interessante, no? Ribaltiamo il paradigma, prima ti attivi e poi ricevi l'ammortizzatore, potrebbe essere un aiuto per tutti a risparmiare tempo, a correre dietro alla gente. Altro è invece il tema del reddito, perché arrivano persone invece con dei bisogni complessi normalmente, anche se non sono nei servizi sociali, perché voi vi ricordate, no? Metà vanno di qua, metà vanno di là. Dovrebbero essere vicine, pronte a lavorare o comunque in grado di lavorare, non è così. E questa idea, no, di dire dovremmo avere una offerta qualificata, perché quello che mi restituisce la rete degli accreditati al lavoro è una difficoltà reale a prendere in carico queste persone, per cui queste dovrebbero essere tutte cluster 4 e il cluster 4 dovrebbe essere qualificato come noi stiamo cercando di fare, come anche la Regione Lombardia sta cercando di fare, per prendere in carico le persone con i bisogni complessi. Allora adesso non è che voglio fare il paradigma, tutti quelli che hanno reddito di cittadinanza hanno bisogni complessi, però tutti quelli che hanno bisogni complessi devono stare per forza nel cluster 4, avere un percorso dedicato dove la multidisciplinarietà che si evocava prima vuol dire avere un partenariato dove ci sono dentro soggetti che sono professionalmente abituati a trattare determinate problematiche, altrimenti le persone non vengono trattate, vengono respinte dagli operatori che non sono pronti a trattarle e vengono messe ai margini del sistema e non ricevono alcuna politica attiva e non ricevono alcun aiuto alla fine. Ecco, questo è un po' il problema secondo me. Quindi sono due aspetti molto diversi. La condizionalità sulla NASPI è un problema, la condizionalità sul reddito è un altro problema. Di là è un problema di cultura, di far capire che le cose stanno cambiando e cambiare il paradigma potrebbe aiutare. Di qua è dare servizi qualificati adeguati alle persone che hanno bisogni complessi.
perché le politiche attive che finora abbiamo fatto noi normalmente erano su un altro ambito, non erano per queste persone qua o per questo tipo di bisogni, che non ricevevano di solito politiche attive. Mi fermo qua perché il tempo penso sia tiranno. Sì, allora il programma GOL prevede 2 filoni di intervento principali, no? Abbiamo visto il tema delle misure, dei percorsi offerti appunto ai cittadini, ma c'è anche il tema di tutte le azioni sul sistema. È stato, diciamo, in qualche modo ricordato prima, nei piani regionali le regioni hanno programmato azioni sul sistema delle politiche attive del lavoro e soprattutto sugli attori, mirando alla costituzione di reti. Il cittadino che passa per l'assessment e che quindi viene instradato in un percorso, poi cosa trova? Trova all'esterno tutti quei servizi, tutti quegli attori che gli consentano di percorrere il percorso fino alla fine, fino all'esito positivo. Allora, ovviamente il territorio ha già storicamente sviluppato reti tra il pubblico e il privato, tra i servizi per il lavoro e la formazione, tra i servizi per il lavoro e i servizi sociali, il privato sociale. Ci sono esperienze come sono già state ricordate. Però ecco, cosa state facendo? Le vostre regioni cosa stanno facendo per implementare questo processo, per rafforzare la presenza di queste reti tra i servizi per il lavoro e gli altri servizi, in modo tale che appunto le persone riescano a trovare il supporto in tutte le fasi del percorso che decidono di fare con il patto di servizi? Guardi, io dico in 2 parole, perché questo è un percorso che stiamo costruendo adesso, quindi non possiamo dire che già c'è, no? Come dicevo prima, innanzitutto come dire, stimolare gli operatori stessi a far emergere le loro competenze. Noi sappiamo già che ci sono operatori che storicamente hanno, diciamo, espresso una vocazione per trattare persone con bisogni complessi, no? Abbiamo per esempio il catalogo delle persone, degli operatori che si occupano della disabilità, no? Quindi quello che stiamo facendo però con GOL è di fare una chiamata, no? Dentro una cornice nuova, no? A questi operatori, dicendo: candidatevi, fateci sapere chi siete, perché sulla base poi di un nuovo catalogo che andremo a costruire, no, di operatori che hanno queste caratteristiche, ma hanno queste caratteristiche perché già ci dicono che sono in rete con dei servizi territoriali, sulla base di questo noi poi andiamo a costruire delle politiche mirate per i target più fragili. Quindi le misure che poi andremo a finanziare con il Fondo Sociale Europeo per i singoli target di fragilità, no? Quindi una misura per la povertà, un'altra per le donne vittime di violenza, un'altra per la disabilità, un'altra per le persone, eccetera. Tutte queste misure, no, andranno a guardare, no, a riferirsi, a rivolgersi a questo target di operatori, no? Questo è un aspetto. L'altro aspetto su cui stiamo lavorando è quello di rendere più capillare la rete di accesso ai servizi attraverso punti informativi di primo contatto, chiamiamoli così, messi in atto da chi? Da soggetti che non fanno servizi al lavoro di mestiere, ma di mestiere fanno altro. Quindi parliamo dei servizi sociali dei comuni, dei patronati, degli enti del terzo settore, degli enti delle fondazioni di volontariato, eccetera, no? Li chiamiamo a diventare punti informativi di primo contatto. Che cosa significa? Che questi soggetti si candidano per fare da cerniera, no, di trasmissione tra un'utenza che magari di per sé non si rivolge ai servizi, no? E la rete dei servizi al lavoro qualificata per bisogni complessi. Quindi questi soggetti qui
potranno accedere, no, ai servizi per prenotare per esempio l'appuntamento col centro per l'impiego, l'appuntamento con l'operatore accreditato, no, per creare, diciamo, una rete vera e propria, no? Allora, in modo particolare questo vale per i comuni, perché sui comuni invece nel rapporto tra centri per l'impiego e i comuni che diventano punti informativi di primo contatto, allora, i comuni sono anche quelli sui quali si va a costruire anche poi per la persona un programma integrato di interventi, perché sono quelli che in Regione Lombardia fanno, diciamo, da driver, no, rispetto a tutte le politiche sociali. Quindi ecco, noi ci stiamo muovendo così, no? Cioè, coinvolgendo, cercando di portare dentro a GOL, quindi dentro al programma GOL, tutta una rete di soggetti che finora sono sempre rimasti scollati dal sistema. Allora, brevemente, io direi questo. Allora, per quanto riguarda l'attuazione del programma e la risposta al percorso 4 politica e inclusione, secondo me la rete c'è già, nel senso che 10 anni che noi facciamo in Veneto le azioni integrate di coesione territoriale, che stanno proprio a significare la rete per dare risposte alle fragilità. Quindi dal punto di vista della risposta del sistema, dell'offerta dei servizi, noi siamo già coperti perché ci appoggiamo su un'esperienza decennale. Quindi da questo punto di vista direi che ci siamo. Invece quello che è secondo me più interessante riflettere è in prospettiva, nel senso che, come diceva la collega, mi verrebbe da dire qualsiasi azione di riforma del sistema richiede una linea di finanziamento, cioè non fai un'azione di sistema se non finanzi un'attività che permette lo sviluppo dell'azione di sistema. Quindi il vero tema è sul nuovo FSE Plus, che tra l'altro ha dentro di sé un'anima sociale molto forte che non c'era nella scorso ciclo di programmazione, e nella complementarietà con il GOL ma anche col programma nazionale Donne, Giovani e Lavoro dovremo trovare un ulteriore driver, secondo me, di riforma per rafforzare l'integrazione della rete, perché oggi la rete che prende in carico le persone esiste, ma sicuramente il tema del ruolo del comune, no? E del ruolo, per esempio, degli ambiti territoriali, piuttosto che del sistema dei privati accreditati al lavoro, piuttosto che il sistema formativo, è un tema da sviluppare, e secondo me si sviluppa nelle azioni anche finanziate sull'FS Plus, perché ci vuole una visione appunto politica, secondo me strategica, che porta il sistema a evolvere per rafforzare le reti. Ed è il senso del PAR, dove là nel PAR questa parte è declinata, no? Nel nostro PAR abbiamo raccontato tutto quello che è stato fatto fino adesso, secondo me risponde a questa esigenza, ma va alimentato, diciamo così, finanziando azioni, no, come dire, sull'FSE che favoriscano lo sviluppo di queste reti sul territorio. Velocemente, in sintesi, un riscontro di soddisfazione da parte degli operatori e dei beneficiari, e anche quali sono i punti di forza e alcuni aspetti da valutare per fare anche un po' sintesi rispetto a quello che abbiamo detto oggi. Allora, soddisfazione degli operatori veramente la stiamo sondando, non è che posso dire sono soddisfatti. Sicuramente abbiamo avuto una risposta molto attiva, cioè molto, come dire, proattiva da parte degli operatori, e un coinvolgimento e una volontà proprio di mettersi a disposizione rispetto a, non semplicemente rispetto agli obiettivi di GOL, no? Ma anche rispetto appunto a far evolvere, no, il sistema, e quindi di lavorare anche secondo degli obiettivi che non sono quelli, che sono obiettivi nuovi, no? Perché per esempio per Regione Lombardia quello di mettersi, come dicevo prima, a disposizione dei centri per l'impiego, no? E quindi incominciare a rispondere rispetto anche a dei target specifici di utenza che è il pubblico che li assegna. Questa è una cosa nuova
su cui gli operatori si stanno misurando, ma hanno dato la piena disponibilità, no? Quanto sono soddisfatti non lo so, cioè siamo ancora messi alla prova, io dico. Punti di forza, punti di debolezza. Allora, punti di forza complessivamente devo dire che per Regione Lombardia è il fatto di aver mosso una serie di soggetti, come dicevo prima, che stavano fuori dal sistema dei servizi per il lavoro, di averli interessati a entrare nel sistema dei servizi al lavoro. Abbiamo veramente tanti soggetti che proprio bussano alla porta, nel senso che chiedono incontri, chiedono colloqui con l'assessore, col direttore, perché vedono nel programma GOL l'opportunità di fare meglio il loro lavoro. Cioè, parlo in particolare del terzo settore, dei servizi sociali, quindi non torno sui soggetti di prima, no? Quindi quello per noi è un punto di forza, sicuramente, cioè, dobbiamo lavorare sul solco di questa, tracciato da questa spinta. Punti di debolezza sono quelli che abbiamo evidenziato prima, cioè se ci sono dei modelli che devono essere condivisi, benissimo, devono funzionare, non devono essere di ostacolo, no? Quindi il sistema di assessment e di attribuzione delle persone alle fasce non deve essere di ostacolo, se no non so, il collega cosa dice? È complicato. Gli operatori secondo me non sono proprio contentissimi, però sa da magnà, no? E quindi e non si può neanche restare fuori, soprattutto per i grossi player di queste operazioni, perché rischiano poi di restare fuori dal mercato, perché questa è comunque una linea che traccia una novità, un'innovazione che non può non essere perseguita, siccome neanche da loro. Quindi secondo me la soddisfazione arriverà l'anno prossimo, quando avremo risolto tutta una serie di questioni che sono prettamente gestionali, ma però che impattano molto. Noi abbiamo fatto l'avviso per il percorso 1 e 2, l'avviso per il percorso 3, l'avviso per il percorso 4, sono modelli gestionali diversi, c'è una complessità, i sistemi informativi sono in fase di evoluzione e quindi è chiaro che l'operatore soffre un po', non riesce a capire bene dov'è il suo vantaggio, come si posiziona, perché secondo me l'operatore adesso sta osservando e sta stringendo un po' i denti. Gli utenti purtroppo anche loro sono entrati nel sistema, sono stati valutati, ma non sono subito disponibili le politiche, soffre un po' anche l'utente, a volte si dice ma non capisco perché non posso fare la formazione, oppure l'operatore lo rimanda al centro per l'impiego, fatti cambiare fascia, ma come c'è un po' di malessere, secondo me, che però è fisiologico, ripeto, in un grande programma che parte un po' così, insomma, no? C'è bisogno di assestamento. C'è bisogno di assestamento. Però io ricordo anche una cosa, voglio fare una battuta perché voglio dire, bisogna che ce la diciamo, ma ce la diciamo come italiani, no? In tempi non sospetti partecipai a un grosso seminario che fu organizzato proprio da ANPAL Servizi per l'implementazione del reddito di cittadinanza, no? Con i tedeschi. Allora noi gli spiegammo che noi questa roba la volevamo fare in 6 mesi e loro ci dissero se eravamo folli, perché loro ci avevano messo 4 anni e dissero e noi siamo tedeschi, come dire, voi siete disorganizzati e ci mettete 6 mesi, noi siamo organizzati e ci abbiamo messo 4 anni. Allora questa è la stessa cosa, no? Cioè noi siamo italiani, siamo creativi, risolviamo i problemi, però ci arriviamo work in progress, cioè noi pianifichiamo strada facendo, quindi è fisiologico che sia così, però io so che l'anno prossimo funzionerà tutto bene, sono certo di questo, quindi sono anche ottimista in questo, no? Ecco. Però sicuramente in questo momento, quindi il punto di forza qual è? È una grande riforma che porta dei concetti nuovi, dei paradigmi nuovi che faranno bene al sistema italiano. Punti di debolezza è questo, che non l'abbiamo pianificato a sufficienza e che quindi, come al solito, stiamo facendo le cose per strada. Cioè, tu parti con una misura del sistema informativo deve essere pronto 3 mesi prima, non 3 mesi dopo, no? Cioè, è banale dirlo, ma non ce lo diciamo mai, ma è così. Per cui qual è il punto di debolezza? È il nostro modo di procedere nelle cose sempre, non qui, sempre, su tutto. Quindi non ci diamo neanche tanto... voglio dire, non fustighiamoci per questo, siamo consapevoli che è così, però ecco, io finisco qua.
Grazie. Io... Sì. Di- Prego. no, vai. No, volevo, prima di lasciare appunto le conclusioni a Marta, volevo dire che come Ampal Servizi crediamo veramente in questo cantiere e sono d'accordo con le parole che avete detto, cioè dobbiamo fare di tutto per migliorarlo. Noi continueremo ad affiancare Ampal, ma ovviamente anche le regioni nelle modalità che poi andremo a definire anche nei prossimi anni per fare in modo tale che poi appunto si abbia un sistema dove tutti siano soddisfatti e soprattutto che ci siano opportunità per avvicinarsi ed entrare nel mondo del lavoro in maniera più facile. Grazie dell'invito anche a ENAIP. Grazie. Mi unisco ai ringraziamenti. Grazie a voi, direi che ci possiamo lasciare con alcune parole, con i concetti che sono emersi, la cooperazione che in qualche modo c'è stata, non abbiamo nascosto che delle difficoltà ci sono e comunque l'intenzione di riuscire a superarle per fare che da parte di tutti. Grazie e una buona giornata. Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on. Rock it two-step, shake them